Benvenuti da Telaltobut, edizione di sabato 28 di febbraio 2026 dal nostro notiziari. Dal 1 al 31 di marzo si potranno presentare le iscrizioni per il NIT La Scune di Paluce, valide per l'anno 2026-2027. Le famiglie interessate acchiatteranno le informazioni sulla formazione graduatoria, gli orari, i costi e c'è molto fa l'iscrizione sul sito del Comune di Paluce in te pagine dedicate. Le iscrizioni per il NIT Arcobaleno di Tumiec in Vessit si potranno presentare dal 10 di mercoledì 4 di marzo fin tra mai al 2 di lunedì 16 di marzo, l'anno sul sito del Comune di Tumiec in te pagine dedicate. Dopo 2 mesi di lavoro, torna a Viergi il Domo di Santa Maria di Paluce e all'Ufasci in tune date un'evore importante, il 6 di marzo, a 100 anni esatti della sua consacrazione. Il centenario sarà celebrato venerdì 6 a svod di sera, con la Santa Messe solenne, officiata da Don Tarcisio Puntel, accompagnate da corale dal Domo di Paluce e da musiche all'organo dal maestro Giuliano Banelli. Dopo la celebrazione si continueranno i festeggiamenti al Cinema Daniel per un momento conviviale. Intanto delle riunioni delle giunte regionali, l'assessore regionale alle autonomie locali Roberti ha comunicato che le elezioni comunali avverranno fatte il 24 e 25 di maggio 2026. 11 comuni caleranno al voto, tutti con mancul di 15.000 abitanti. L'unico paese straniero che l'ha votato per eleggere il sindaco è il di Davara. In sale San Giacomo a Paluccia continuano gli incontri con gli artisti dal laboratorio Idee di Legno. Noi che sviaci viene intervistato Emanuele Bertossi. Allora, terzo appuntamento qui in sale San Giacomo con il laboratorio Idee di Legno. Voi siete con Emanuele Bertossi. Che fate voi? Voi fate una roba, che è il rischio che domani non è in galera tutti. Addirittura? Sicuro. Ma se fai un'azione, se vi dite, Fros, un'azione di, dai, mi manchi le parole, un'azione vandaliche, bravo Hans, vandaliche, però poetiche. Però sì. poetiche. In che consiste? E consiste al fatto che fu utisca di len, che sono fatti recuperando toc di bancai, no? Ma di che liser, le sono fatti insieme. Ogni fueute ha un fil di fiar, lungo, a vonde, per sedi, peat in qualsiasi posto. Cioè, no, la nostra intenzione, allora, quando ho finito, ho già un plan ben preciso. Allora, prima di tutto mettiamo il passamontagne. Perché non hanno di conoscere, no. Se no, cioè, ma se è facile dopo. Sì, mi beccheresti in Dorman, rosse a ieri. Esatto, qui c'è stata e ieri. Ecco, invece no, passa montagne, dopo come non so, une bande, no? Un attore per Paluce e ho tacchino questi fueutis, non sai, mi vendi di tal pal dal semaforo. Dove i semafori a Paluce? Mi avevi detto anche prima, io davi per scontato, ma no, noi più le mode dai. Boh, per fortuna. Allora, nei semafori i cartei, i pai dai cartei, divieto di sosta. Ecco, domani lei si svera e vedrà che il pal lì dal divieto di sosta è sflorito, se vi dite? Sfogliato, sfueato e credo non è fueute che lo fa rin, cioè un'azione poetica che ha l'intenzione insomma di far florire, se si può dire, Paluce di un momento di calore. Arriva la primavera, quindi a Leo cola pennelle. Perfetto se spari sei pronto a fare le sfrutte? Le sfrutte le ha fatte lui e le scolori in frutti, come funziona? Sì, allora io ho sconosciuto fare le lavorazioni più pericolose, il segreto alternativo, il Flex che è diventata a fare, vorrei mostrare però tutte le fasi, a fare i signori esatto, e dopo però loro hanno arrossato per bene
e infatti le buse come è intagliata al fil di fiare, insomma è una lavorazione che non è complicata, però di alto valore, o ripeto, poetica. E come non abbiamo un filmato tirato fuori dai nostri archivi e in lavoro in tal 1999, quando il CAI di Ravascleit con il presidente Selenati Giuseppe installava un presepe in Tamai. Vi odin allora il servizio con le interviste di Lucio Cimiotti. Rifugio d'Arico. Ci troviamo con Giuseppe Selenati nella sua veste di presidente del CAI di Ravascletta. La serata è tutto particolare, sin alla vigilia di Nodal e sin a chi perché usnot borghi e presepi e si trasferisce non interamente ma con un simbolo sul Tamai, sul monte Tamai, 1970. Ecco, lassù c'è uno spieti, c'è Chiatino. Lassù, noi domenica estate, insieme a scuola di guides di Ravascleit, abbiamo fatto un piccolo presepio, sì, un simbolo, cioè che certamente non era la possibilità di farlo in grande. Comunque il simbolo è, cioè la Madonna e San Giuseppe e usnota partì su Gesù Bambino. Dicono che nessuno voleva portare su il presepe lassù come che si faccia su. Sì. Dicono che è solo un simbolo per dire vinta sì, punte ploiate dallo Zoncolan. Sì, cioè sì, dal Zoncolan, dal gruppo dal Zoncolan. Esatto. Per dare queste dimostrazioni di fede in alto, capisci che non facciamo religiosi, fede e un po' di romanticismo che non guasta, perché la serata è bellissima, la luna è... Sì, il timpano alle Clemente si uta onde e la luna già un tic calte, insomma, ecco, sono tutte le caratteristiche per poter fare una bella serata. Ecco, con c'è si va su, l'attrezzatura, c'è carini di attrezzature, che stai in a partire di chi? Come la promotura nos ha messo a disposizione il IAT per fare il trasporto fin a basso dal monte Tamai, cioè fin da che sono le piste sciabili. E dopo da lì alle cui scios va su cui scios d'alpinismo. E se no sono la possibilità da chiaspes. Ecco, chiaspes? Sì, che sono cioè sono racchette da neve, chiamate in italiano, no? Sono un modello nuovo rispetto a che svecchie di una volta che erano fisse, ecco. Cioè avevano la stessa forma, solo che erano fisse, non avevano, invece che queste come sganciando da ora, tu hai la possibilità di vedere che sono più facili da camminare, no? La tecnica moderna. Sì, diciamo che è la stessa tecnica del sci di alpinismo, solo che tu non puoi sciare, tu puoi camminare, ecco. Giuseppe, tu sono proiodus come comitive, c'è numero... Ma... È la prima volta, quindi sì, tutta la SOS... Non è che siete un grande comitivo, ma insomma la rappresentanza è ben fornita sin dal CAI, sono le guide che dovresti arrivare a Cumò e vengono alla scuola di sci di Ravascleit. Chi crede che siano poi le istituzioni che così sì, che hanno collaborato a fare tutto il... Non era di smentare una roba, perché il presepio, i personaggi sono stati fatti da femmine di Sudri, cioè sono personaggi un tipo particolari, perché sono personaggi caratteristici locali, non è il solito San Giuseppe e la Madonna. E vorrei la possibilità di iori personaggi che vengono proprio dal popolo, sì, ecco, dalla nostra comunità. Sì, sono fatti proprio con i personaggi locali. Diciamo. E che tra un'ora e mezza dosi, pensi che si venga lassù e poter filmare anche queste. E volevi dire, come organizzazione quindi avessi organizzato in pratica scuola di sci? Scuola di sci, CAI Ravascletta e guide alpine. Ecco, che poi hanno finito su queste, cioè è propedeutiche altre iniziative. Altre iniziative, perché le guide alpine
hanno organizzato in tal periodo proprio come da Nodà al Finta Epifanie, no? Hanno organizzato escursioni proprio con queste racchette da neve e sono previste non so se 2 o 3 uscite proprio da visitare per esempio. Secondo i tuoi giudizi, facile o manco facile rispetto ai scis di... Beh no, questo è un camminare, sì. Sì, è accessibile a tutti, perché anche un non è buono di sciare con questo al polare, no? Sì, certo, la discesa è manco facile, dici? Sì, è facile, ma manco la remunerativa che non discesa con sci, sì, ecco. Come soddisfazione, sì, dici? Sì, esatto. Ecco. Ah sì? Potrei di lavoro sarà migliore che uno in giù. Ma come comincia l'avventura? Ma c'è che ora ne partino, se dice un orario bisogna rispettarlo. I sing qui con noi si iniziamo però giù a Bas, a via rifugio, no? E come uno squarto sul gatto delle nevi, c'è pista non si fa stufare, c'è strada. Togliamo su un po' qua che è la più facile, ma più pericolosa, quando succede altro. Ecco, dai che si va. Se no, togliamo i studi, prima queste giorni da... No, ma l'amor di Dio. Giuseppe, non si scherza chi ha sapere di essere in Alaska! No, non in Alaska ma quasi, ecco. Ma chi non la si arrivaggia, che io ho pianto un po'? Come stiamo arrivando su al Cocul, che qui è la strada che parte sui monti, no? Che è normale in pratica? Sì, la strada che d'estate si va in su. Un quarto d'ora in su che arrivano gli impianti, gli ultimi impianti, no? E dopo trovino P! E dopo la pita volerà una rotte. Si cammina vonde su Els in 3/4 d'ora da sin su. E se tu hai i rocks come noi, pardon? Beh, un'ora ecco di gin ai principianti. Buon. Non si mette in trachei! Comunque non è impegnativa perché dagli ultimi impianti facciamo una diagonale, praticamente a la monte per traverso e dopo arrivi su in porcelle e 10 minuti assim, insomma. Ah, mi sembra che le manca un fredice che si proiodeve, no? Ma sì, solamente a me. Tanto arrivi una ira a discorrere di 20 gradi zero, poi forse arrivi intorno ai 10-11. Sì, non è di più, perché manca un finore. Sì, a parte che si sta dentro tagliare fin come e può darsi anche che sì, la temperatura è assai più mite, anche se in realtà è a volte...
A chi attira in su? Come stiamo arrivando in Val di Nuv da che hanno fatto il lagut per fare l'innevamento artificiale. Ah, hai capito che è là? Sì, sì, esatto. Si presta di più. Magari andiamo su. Allora, il primo deve dire quali sono gli ordini. Ma io le farei quasi tutte Da su, va bene. Proprio lì. Di Torino, da Cariglio, da Cariglio. subito. Poi freddo. Petri, un po' vince sui bracci. Vai, vai, vai. Mas o mais repentisco. Vieni, vieni, passa, passa. Non fermati, passate di qua magari. Passate da me? Sì, dai. Vai, vai, vai. Vai di qua se riesci. Vedo bene lo scritto. È tornato magnifico presidente e Gesù va a venire in culo dentro lo zaino. Ok. Ma solo che non si accende. Ah, Questo la stacco perché... Quello lì, l'ho messo oggi. Tanti auguri
Dovete scusare il fiatone, ma siamo su in cima al Tamai. Si vede Presepe e adesso attendiamo solo l'arrivo di Gesù Bambino, perché anche noi, partendo dal Zoncolan, in su un po' alla volta si ne va su con Gesù Bambino. Qui sono i maestri di sci, guides alpines, quelle di sci, tutta l'organizzazione. E a te che ha voluto accompagnare cammino così in questo emblematico viaggio del giubileo del 2000, il nostro percorso alle concluduta che su in Genovi la nostra Porta Santa alle rappresentare da queste magnifiche capanne in legno che gli amici hanno costruito queste settimane. Io ringo Gesù Bambino, io ringo che lei che lo quarto, ma eccolo qua, il maestri, Presidente Giuseppe. Gli sarei ora di metterlo io sì. Calpon sinche lui. Io ripeto, sin a 1973 metri. Di che sono sia alle luci, alle note, ma di voi dal Gesù Bambino a io di lo stesso. Va bene di sin a chiarnie. Di sin sicuro che lo fa, sin che stiamo in precedimento. Gli sarei di fare un battimagno, amici. Fasin sentì. Con soddisfazione, no? Giuseppe, dai. Sì, fa dire, ma alla fine si contenta. Esattamente. Soddisfazione. È soddisfazione. E se vero. Spero che non porti bene come l'ha detto lui. È una bella soddisfazione, tu una serata così con la luna, con il paese chiaro, spiazza dall'alta, è un buon suggestivo, bellissimo. E se qualcuno all'inizio a vedere, non so che faccio un soldo di passo sul Tamai, no? Se no magari cambiava idea, no? E infatti, come sei soddisfatto? Come sei soddisfatto? Ecco, io ringo Salvegni, Sandro, Roberto, Tilio, dai, bisogna farsi vicino a chi. Io ringo si passi io davanti un attimino, ti viene una sfiaccoles. Allora, soddisfatto, no? Sì, io non mi aspettavo così. Mi hanno prelevato per strada, mi detto a me sul Tamai, ma se non mi aspettavo di arrivare proprio insomma. Non vorrei E dicono come che i viandanti sulla via di Damasco, no? Senza pentimenti. ho sentito che non la Perfetto. Tilio, hai fatto da capoguida, da capocordato, sì, no? ma un ricordo va fatto assolutamente al mastro Dascia che ha costruito Ecco. quest'opera Ecco, e possiamo- che si è portato sulla schiena tutto questo bel Ecco, popodio. ecco, chi è questo artista? È sempre Giuseppe? No, Giuseppe. Ecco. Nino? Ecco, diciamolo. Sì, eravamo in 7. Eravamo in 7, il maestro Dascia è stato Le corti. De Corti. Ecco, diciamo nome e cognome, perché è giusto Corti, menzionarli. Lo chiamano Nino. Nino, Ferdinando. Ferdinando De Corti. D'accordo. Sì, no. Oh. Noi lo chiamiamo Fernandel, non so se si offende io. Non sai se però si sente la sua possibilità, e vende Fernandel, forse mi fa insegnare. Io ringo chi da urmo. Allora, soddisfatto? Ma ho è sceso della... purtroppo hai avuto qualche problema con la spina, però a lei è effettivamente un panorama che merita nettamente. Io non riesco a capire perché la INTA non riesce a sfruttare certe avvenimenti. A lei parla. Ecco, così che comunque questa è la prima volta. Il seguito della Sinta di Dio, può darsi che una piana, sei... Ecco, Sandra, fatti ori con quella... Entusiasta. Soddisfatto. Soddisfattissimo. Cosa sto per fare? Bene, intanto bisogna di pensare, sì, di cambiare posizione. Giuseppe, dicevi in prima, io con chiaramente amore, capito dal Tamai, che a Cassù hanno dato un loro rapporto entre le femmine di Sud, Sì, che è fase il gruppo da cucito di Vin, no? Ecco. Sì, il personaggio se Johan farsi loro, costumi. i costumi, sono costumi vecchi di una volta, gli occhi, le scalette, i grigoni del marangon di una volta. la stoppesta. Sì, che proprio sono personaggi che
locali, no? Hanno certe somiglianze a in locale di qualche anno fa, ecco, sì. E vi ha portato un tipo di comunità di sud, il mondo, vabbè loro sono abituati, Sì, a dire la verità, sì. non hanno bisogno di noi. per Sì, venire una su. volta venivi su a fare Pencomo, venivi a fare il presepio, diciamo, no? Ecco, e c'è la possibilità che questa sia una prima volta con un seguito? Ma si chiacchierava proprio tempo con gli altri amici di lasciare su la capanna che proprio per una tiana, no? Cioè, l'idea è che avevi un seguito, che siete una roba che si può rifare dal tempo, no? Ecco, un primo passo, un percorso che ha un futuro, insomma. Sì, si spera via che magari migliorando le robe come logica che stanno è stata un po' improvvisata la roba, no? Però mi sa me che è riuscita molto bene, ecco. Non viene di spaventarsi, l'esperienza insegna a migliorarsi, insomma. Beh, certamente, no? Si comincia così, dopo avere man mano un miglioramento. Ecco, io direi che un primo passo l'è fatto, il seguito lo fa in questa settimana proprio i maestri, La le guida guide. Ecco, io vorrei chiamare in causa un'altra volta Attilio De Rovere, Salvenca per Plasei, perché vorrei domandare il programma che vedi. Attilio, avete il programma di ritornare qua di giorno stavolta, quindi la possibilità a chi non è venuto stasera di visitare questo presepio. Sì, c'è la possibilità di visitare il presepio e la possibilità di fare tutta una serie di altre escursioni con le racchette da neve in tutto il periodo da Natale fino all'Epifania. C'è un programma che è stato concordato con il Consorzio Servizi Turistici Ravascleto che dà le informazioni e dove è possibile appunto iscriversi. È possibile noleggiare anche le ciaspe per salire al Tamai per chi non ce l'ha. Anche queste è possibile noleggiarle a Ravascleto, quindi basta rivolgersi a Ravascleto o al Consorzio Servizi Turistici o presso la Pace Alpina da Sergio De Infanti. Ecco, abbiamo fatto una prova del 9 noi che non siamo pratici, è diciamo così, una camminata che va bene per tutti. Sì, mi pare che le ciaspe non le avete mai messe voi, quindi è stato di notte, siete venuti su, quindi di giorno ancora più semplice. Ecco, per chi ci ascolta e vuole magari avere qualche informazione suppletiva, un numero di telefono, qualche punto di riferimento. Quei due punti di riferimento che avevo detto prima potrebbe essere la Pace Alpina 0433 66018 per il calendario esatto. Mi pare che una delle uscite è il 26 e un'altra è i primi dell'anno, sempre qui su, e le altre sono le altre mete qui in giro, sempre alcune nella zona dello Zoncolan e altre sui monti circostanti, un pochino alla conca di Ravascleto, verso il Monte Tenchia e anche ci sono alcune escursioni un pochino più lontane nella zona di Rigosullo al Monte di Mon. Bene, possiamo dire che sotto il sole, in questo caso dello Zoncolan di giorno, c'è sempre qualcosa di nuovo. E noi togli l'occasione anche per fare auguri, no? In compagnia un augurio saluti con ascolti. Ma un augurio di un buon nodale, un buon finimento, un buon principio, come si dice. Ecco, che sei tranquillo, che il 2007 sereno a tutti, che porti felicitate. E un prospero 2000, ecco, disegnato dalla nostra televisione, noi facciamo questi auguri che il 2000 sia un anno appagante, un anno senoati, tranquillo, sereno, con la sua mesca, poi in lei c'è che il dovuto, che poi lavorare in Santa Pace, sorre Luzza, poi in farlo, i chiarni ovviamente. Di te, chi è che? No.
E alle tutte per questa edizione dal nostri notiziari, noi prima di lasciarnos si ascoltiamo una sonate al piano fatte da Nicola Cassutti di Darte. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e mi raccomando, non state a dismentare che l'autobus al ben prima di tutto. Mandi mandi!